è il piacere della vita, veder formare queste cose dal niente praticamente è una cosa che ti emoziona. Ciao ragazzi, benvenuti nel favoloso mondo del vetro di Murano. Mi trovo all'interno della Fornace Venier, una delle più importanti dell'isola veneziana, se non addirittura la più importante. E sono venuto qui perché volevo tornare ad ammirare le tecniche antiche che i maestri vetrai ancora oggi portano avanti, e sono tecniche che hanno centinaia di anni di storia, perché è millenaria la tradizione del vetro di Murano. Pensate che il primo documento ufficiale che riporta il nome di un artigiano del vetro a Venezia risale al 982 d.C. E questa è la grandezza, è uno dei segni importanti della grandezza del vetro di Murano, che nel corso dei secoli ha conosciuto una profonda evoluzione negli stili, nell'affinamento delle materie prime, nella qualità finale del prodotto. Ed è qui a Murano che Enzo Laggia, che tutti conoscono come il Neno, ha scritto anche la sua di storia. Ho cominciato a 11 anni, ne ho 83 e voglio ricominciare da capo. E cosa faceva a 11 anni? A 11 anni ho cominciato a lavorare sulla più bella fabbrica a Murano, la Cenedese, era quella che, diciamo, aveva le più belle clientele del mondo, era la numero uno nel mondo praticamente, facevano dei bicchieri, delle cose eccezionali. Io ho cominciato proprio con il lavoro più umile, diciamo, alimentavo i forni con la legna, perché una volta non c'era il gas metano come adesso. Venivo da una povera famiglia e non avevo neanche le lacrime da piangere, perché sono stato orfano a 10 anni di papà e di mamma. Sono stato in un collegio e la sofferenza e tutto quello che ho sofferto praticamente mi ha fatto avere una carica per crearmi una famiglia. Nessuno ci credeva, anche perché, non mi vergogno a dirlo, ho una quarta elementare, non ho fatto gli studi alti, ho fatto il terzo piano, ma era una quarta elementare. E a quante persone dà lavoro oggi? Oggi do lavoro a 60 persone. La storia di Neno è una storia intensa, importante, la storia di un uomo che si è fatto da sé, perché, come mi ha confidato, quando era orfano non aveva nemmeno i soldi per comprarsi da mangiare. Poi la sua determinazione, la voglia di crescere, la consapevolezza di avere un tesoro culturale dalla sua parte, che era questo, il vetro della sua Murano, lo ha portato nel tempo a costruire un impero. Ma per arrivare fino a qua i sacrifici sono stati tanti, e non parlo soltanto di sacrifici materiali o economici. Come si costruisce un impero? Si costruisce un impero si costruisce intanto con la buona volontà. E bisogna costruire un impero, ci sono tanti sacrifici. Ci sono tanti sacrifici perché il successo, ho perso delle cose molto care. Ho perso mio figlio per stare dietro la fabbrica. E anche perché ti affezioni un po' ai dipendenti, ti affezioni un po', diciamo, e quindi dai tutto a te stesso praticamente, e quindi perdi tante cose, perdi belle serate, perdi vizi, neanche uno, alle 10 già a letto, alle 6 del mattino sveglio. Qual è stato, secondo lei, il motivo del suo successo? E il motivo del mio successo è
perché c'è tanta gente che non ha voglia di lavorare e io ho avuto più voglia di loro, ho avuto successo, anche perché ho girato un po' il mondo, ho girato tutta l'Europa, ho girato l'America, ho girato tutto, e in Europa portavo con me i vetri di Murano, li facevo porta a porta. Ricordo che ho visto il film Alberto Sordi Magliari che faceva porta a porta con i tessuti, io invece viceversa facevo porta a porta con i vetri, portavo i portaceneri, i lampadari, i specchi, portavo di tutto, il Belgio, la Francia, la Germania, io ne ho fatte di tutti i colori, di tutti i colori. E tutto quello che guadagnavo mettevo da parte, mettevo da parte. Quando ho conosciuto mia moglie, che l'ho conosciuta che non avevo 17 anni praticamente, non avevo 17 anni, la madre, naturalmente, sua madre di mia moglie, pensava in che mani dava sua figlia brutte mani, invece si è ricreduta dopo tanti anni, si è ricreduta per vedere appunto che io andavo anche sotto acqua per portare soldi a casa. E avevo le idee molto chiare, avevo le idee anche sull'arte, sì, di fare i lampadari, di fare le sculture, io avevo le idee molto chiare, ho avuto chiarezza, poi non mi perdo, cioè non sono uno, ma io sono concreto, la concretezza è quella che ti fa. Nelle parole di Neno ci sono tutti gli aspetti che rendono grande il vetro di Murano. C'è la passione, c'è la creatività, c'è la capacità e la forza di non mollare mai anche quando la situazione è obiettivamente difficile. Perché voi pensate ai maestri vetrai che sono giù vicino alle fornaci. Lavoro bellissimo, creativo, ma lavorare ore e ore davanti a centinaia e migliaia di gradi che si sprigionano dai forni non è un'operazione facile, anche perché lì devi concentrarti, devi tirar fuori la tua creatività, la tua sensibilità, devi saper modellare il vetro in pochissimo tempo perché come il ferro altrimenti solidifica e quindi si rompe. E anche il Neno, come un vetraio, come un maestro vetraio, ha cercato di modellare la sua vita seguendo i suoi valori, prendendo le avversità e le fortune della vita e cercando di ottimizzarle ed interiorizzarle. E da lì è nato quello che state vedendo, una storia molto muranese, molto veneziana, totalmente veneta. Ci sono le fabbriche a Murano che meriterebbero molto, molto più rispetto e molti più aiuti. Non ci sono aiuti di materie prime, per esempio qui il gas costa una fortuna, la luce costa altrettanto, quindi praticamente non ci danno la possibilità, per esempio, anche di prendere dei ragazzini a insegnare loro il lavoro, che io avevo la scuola d'arte qui praticamente. Io tutti i sabati facevo venire un maestro che lo pagavo personalmente per insegnare, per far insegnare alla gente. Neanche quello non era quotato nella società, invece doveva essere premiato, perché io davo un po', insegnavo a come seguire questo maestro, questa storia del vetro. Beh, è una storia millenaria. Chi non conosce Murano? Cioè, Murano è inconfondibile, cioè Murano è tutto, è l'arte, sono tutta gente meravigliosa. Tutti i fabbricanti di Murano fanno tanti grossi sacrifici. Adesso i ragazzi che vengono, che fanno quei stage, diciamo, no? Io gli faccio fare 2 o 3 mesi qui, gli do qualcosa di tasca mia, personale, che si vengono qui a divertire, a toccare il vetro, a cominciare. E se si affezionano, crei un maestro. Ma questa qui è una qualità che dobbiamo avere, bisogna aiutarli, devono aiutarci, perché non possiamo perdere l'arte, perché siamo combattuti dai cinesi, siamo combattuti dagli americani, dai tedeschi, da tutti quanti, da Baccarat, da Saint-Lambert, da tutte le... E noi Murano, invece, è un nome, una garanzia. Lo sapete perché le vetrarie sono tutte qui a Murano? Per un decreto del governo della Repubblica del 1291, per una questione di sicurezza, perché un tempo a Venezia le case erano soprattutto di legno e quindi per evitare rischi di incendi si è deciso di concentrare su quest'isola la produzione del vetro, dove il fuoco recita ovviamente un ruolo fondamentale.
Nel corso dei secoli qui c'è stato un momento in cui su 7.000 abitanti ben 3.000-3.500 erano impegnati nella produzione del vetro, numeri che ovviamente adesso sono impensabili. C'è stato un'escalation nella produzione, un boom soprattutto nel secondo dopoguerra e poi un lento declino che ha visto anche scemare il numero dei maestri vetrai. Ma è un'arte che comunque continua a vivere, anche grazie a persone come il Neno. Io quando entro in fabbrica, io ho una residenza a Monte Carlo, io vivo a Monte Carlo perché ho un clima più buono per la mia salute, per quella soprattutto di mia moglie, e però dovrei stare 6 mesi lì e 6 mesi in Italia, ma sinceramente dopo 3-4 giorni che sono lì comincio già e devo scappare. Mi manca non so, il calore, il fuoco, l'energia, mi manca il fumo, mi manca i travi a vista che abbiamo. Hai visto che bei travi? Se capitate a Venezia, fate un salto a Murano e magari mettete un piede anche qui dentro. Qui è la fornace, una fornace che ho cercato di raccontarvi attraverso le parole di Neno, perché io il Veneto lo racconto così. Ciao ragazzi, alla prossima.